consegnato per Nikolic. C'è spazio per lavorare in 1 contro 1, poi bello il gioco a 2 con Fotu, il quale si appoggia decisamente bene a canestro, trova altri 2 punti comodi. Petway serve adesso Xavier Daudel, il numero 22 lavora in 1 contro 1, si prende un bel arresto e tiro morbidissimo e solo Cotone, nuovamente -2, messo sul parquet da coach Menetti, riceve da Nikolic, attenzione che è un grande tiratore Davide Alviti e lo dimostra subito qui, però troppo spazio lasciato dalla difesa dell'Oriora. Più 14, adesso il parziale comincia a essere molto importante, Petway prova a interromperlo e ci riesce. La rimessa un po' complicata, Parks per Imbro, si prende una tripla, la manda a bersaglio, Matteo Imbro, grandissima azione individuale da parte del numero 12 in questa stagione. Recupero intanto da parte di Treviso, può scappare David Logan dall'altra parte che piazza anche la bomba e allora qui tenta un alley-oop non concluso dal Tex. C'è spazio allora per Aristide Landi, il quale non si fa certo pregare, piazza anche la bomba, suona lui la riscossa e percentuali che si sono abbassate da 3 punti per gli ospiti e qui Petway ne scrive altri 2, provvisorio -12. Nikolic però con la risposta, i soliti assist visionari, lo scarico di Fotu proprio per Jordan Parks, si prende una rivincita personale dopo il fallo. Da oltre 3 minuti qui il gioco a 2 tra Terran Petway e Justin Johnson e grandissima giocata del numero 23. Vediamo cosa saprà fare qui, ribaltamento a una mano da parte di Alexei Nikolic, si va ovviamente da David Logan, il quale si prende una tripla impossibile che manda a bersaglio. Che giocatore David Logan, incredibile, un canestro sensazionale. La via del canestro su azione, discorso decisamente diverso per Pistoia, qui show difensivo da parte di Tessitori, ma Terran Petway gli spara in faccia la tripla del -3 della Rosa a tentare di sbloccarsi in questa sfida. Sono triple che ha nel suo repertorio. Qui grandissima la giocata di Uglietti che manda a inchiodare Jordan Parks, stupendo. Intanto però Pistoia è tornata nuovamente a -6 con i 2 liberi di Justin Johnson. Qui Nikolic passa dietro, la difesa sul blocco di Isaac Fotu e Nikolic punisce subito con la bomba. Pistoia vediamo se avrà le energie, le doti e le capacità per riaccorciare ulteriormente. Intanto qui una buona tripla costruita per Gian Salumu che la manda a bersaglio, non si fa certo pregare, che manderebbe in lunetta gli avversari. Qui bellissimo però l'assist di Nikolic che pareggia il suo career high in Serie A per assistenze, intercettata la sfera e allora la De Longhi Treviso ritorna al successo dopo 6 KO consecutivi.